Bentrovati all'appuntamento meteo di Teleradio Pace, lunedì 11 maggio. Avviso per vento con raffiche da sud-ovest di burrasca larghe localmente superiori ai 50 km/h sotto costa, mareggiata di libeccio sulle coste di Levante. Per quanto riguarda i fenomeni, cieli parzialmente nuvolosi a ponente dalla mattinata con ampie schiarite nel corso del pomeriggio e basse probabilità di precipitazione. In serata nuovo aumento della copertura nuvolosa sul centro Levante, una linea temporale lesca in discesa dal basso Piemonte potrà lambire i versanti padani del Genovese e la fascia appenninica entro la mezzanotte, portando anche qualche sgocciolio fin sulla fascia costiera. Venti fino a sera moderati o forti di libeccio sui settori costieri e sulle dorsali appenniniche con rinforzi di burrasca nelle ore pomeridiane sul Golfo. Mari molto mossi o agitati con onda lunga di libeccio e temperature stazionarie su tutto il territorio regionale, eccezione delle coste imperiesi e versanti padani savonesi, dove ci sarà un aumento dei valori massimi. Sulla costa andremo dai 12 ai 25 gradi, questi appunto i picchi sulla riviera di Ponente, e all'interno dai 6 ai 21 gradi. Per quanto riguarda invece la giornata di martedì, continueranno a esserci venti tesi dai quadranti settentrionali in mattinata sugli sbocchi vallivi del Savonese orientale e del Genovese e ci sarà però una giornata stabile e soleggiata sulla nostra regione con qualche nube in comparsa pomeridiana sull'estremo ponente e sulle coste spezzine. Non ci saranno però piogge. Mari generalmente mossi o molto mossi con onda lunga di libeccio e temperature in aumento soprattutto nei valori massimi lungo la costa.